portiere tutto pronto e si parte. Subito il Mantova in possesso palla. Palla regalata al portiere. Ora può partire il Catania con Musumeci. Oliveira. Ancora Oliveira. Scambio con Rossetti ancora. Loro due ancora, però Dimas recupera palla. Qui con un fallo Oliveira. Aveva segnato ma l'arbitro fischiato prima e quindi punizione per il Caos Mantova. Dimas subito aggredito. Catania che pressa molto. Costringe il Mantova nella sua parte di campo. Ora andrà Parrella alla battuta della rimessa. Dimas cerca lungo Parrell. Oliveira spizzica all'indietro. E ora può ripartire il Catania con Musumeci, che attenzione rischia qui sull'attacco di Cabeza ma se la cava. E quindi ancora Musumeci che cerca Oliveira. Si allarga Dalcin intanto, che riceve. Fronta Cabeza, poi serve ancora Oliveira all'indietro. Ora Catania che sembra voglia fare il gioco. Oliveira ultimo uomo, che cerca ancora Musumeci. Ancora Dalcin. Rischia molto ancora sul pressing di Cabeza. Infatti sono costretti a rilanciare. Quindi palla ancora tra le mani di Ricordi, che cerca subito Dimas. Ancora lui. Jucca. Parrell. Ancora Jucca. Che finta il tiro, attenzione. Alla fine deve rilanciare ma la palla prende Dalcin ancora. Rossetti. Alla fine incespica sul pallone. E quindi può ripartire il Mantova subito con Parrell velocissimo. Che se ne va ancora Parrell, forse trattenuto. Ma non c'è né calcio d'angolo né fallo. Quindi si ripartirà con la rimessa per il Meta Catania. Dalcin. Cerca ancora Musumeci che se ne va. Anzi Rossetti. Ora ancora Dalcin al tiro. Palla che esce non di molto. Comunque Catania molto propositivo questa fase iniziale del gioco. Mantova che cerca di giocarla ma attenzione qui Cabeza. Vuole il calcio d'angolo e lo ottiene. Andrà alla battuta Dimas. Tutti i giocatori fuori dall'area. La palla all'indietro per Cabeza, che viene anticipato da Oliveira. Non è stato sfruttato al meglio questo calcio d'angolo da parte del Caos Mantova. Ora Parrell, Jucca, Dimas, Parrell che cerca Cabeza. Controllo molto difficile. E palla fuori ancora per il Meta Catania. Ancora Dalcin, cerca ancora Rossetti, ma Dimas adesso riparte. Dimas, tunnel ancora, chiuso alla fine e la palla spazzata. Ora il Mantova prende un po' di fiducia. Parrell che allarga ancora per Dimas, che cerca Cabeza, che difende bene con il fisico. Ancora Cabeza, si gira il tiro e poi alla fine se la cavano i giocatori del Meta Catania. Ora ancora la squadra siciliana con Oliveira, Musumeci, ancora Dalcin che se ne va su Cabeza. Per l'arbitro non è fallo. E quindi sarà rimessa per il Caos Mantova.
Attenzione qui, sempre una sfida di fisico. Poi Olivera che tenta il tiro. Alla fine Dimash spazza via, Parrell allunga e quindi rimessa per il Meta Catania. Andrà Perez alla battuta, che è autore prima di un buon intervento sull'attacco più offensivo del Caos Mantova. Ora Dalcin che cambia fascia, Olivera, qui Rossetti, Olivera, ancora Dalcin che cerca il dribbling ma lo sbaglia Parrell, ce l'aveva quasi fatta a tenere il pallone in campo. Alla fine deve lasciare alla rimessa Olivera, ancora la palla è per Rossetti che controlla, ancora cercato Musumeci di controllare il pallone, contrasto di Cabeza e quindi ancora rimessa Dalcin, Olivera, ancora Musumeci, Dalcin che cerca Rossetti, giocatore più alto, ancora Olivera che può tentare il tiro, lo prova e Ricordi c'è. Buona la parata dell'estremo difensore del Caos Mantova che concede un calcio d'angolo. Andrà Dalcin alla battuta. Fischia l'arbitro, la palla all'indietro per Musumeci che tira e il Meta Catania in gol con Musumeci dopo una deviazione. La squadra siciliana riesce ad andare in vantaggio al 15° minuto e quindi 1-0 Meta Catania. Qui è stata buona l'azione personale dopo il calcio d'angolo di Musumeci che si è liberato per il tiro, poi Jucca nel tentativo di salvare la porta ha deviato e la palla è entrata in rete e quindi si riparte con il Mantova sotto di un gol che ora deve trovare un episodio per riportare la partita in parità. Ora Cabeza che non riesce a tenere il pallone in campo e quindi ancora Musumeci, l'autore del gol, alla rimessa laterale. Va Olivera ora, Dalcin, Musumeci, Olivera, ancora Musumeci e qui sbaglia e quindi concede una rimessa per il Caos Mantova. Si affaccia in zona difesa dal Catania. Ora Parrell sbaglia il passaggio e si accontenta della rimessa laterale. Jucca, Dimash, Ricordi, ora Parrell che cerca Dimash, una palla un po' difficile e Olivera recupera. Ancora Olivera, Cesaroni, Olivera, ora la palla è lunga per Rossetti che copre bene, poi serve ancora Olivera. Buona circolazione di palla del Meta Catania, qui Cabeza riesce a difendere e poi se ne va bene con un dribbling, Rossetti lo trattiene ed è fallo. Buono il lavoro del numero 88 del Caos Mantova che esce per dare spazio a Mateus. È uscito anche Dimash per attenzione, la palla sulla faccia ma può ripartire Parrell, attenzione al tiro e qui Perez para. Intanto il giocatore del Meta Catania è ancora a terra dopo una pallonata in faccia. Dicevo, sono entrati Leleco e Mateus per far posto a sostituiti
Cabeza e Iucca. Ora si riprende Cesaroni, quello appena entrato, ma sembra che verrà sostituito da Dalcin, che rientra. Infatti è così. Ora rimessa per il Mantova. Dimash, l'indietro per Parrell, ancora per Leleco. Dimash, attenzione, rischiano qua i giocatori del Mantova, alla fine devono spazzare via. Ora palla lunga per Rossetti, Matteus qua alza il campanile ed è ancora rimessa Catania con Bordignon, ancora lui, Dalcin, scambi veloci della squadra siciliana nella propria metà campo. Ora Rossetti che cerca Perez, portiere, per il numero 44 Bordignon, sembra voglia lanciare ma sbaglia. Ora Leleco al tiro, coperto da Rossetti. Andrà Parrell alla rimessa. Leleco, Dimash, ancora Leleco, Matteus cerca di guadagnare un po' di campo, poi la palla è lunga per Leleco che la mette in mezzo per Dimash, che si mangia questo gol davanti alla porta. Un errore non da lui, ma adesso Mantova inizia a bussare alla porta del Meta Catania, che si sente in difficoltà. Sbagliano anche questo passaggio, quindi il Mantova può rimanere in attacco. Ancora Parrella alla battuta. Leleco, Dimash, Parrell, ancora Dimash, Matteus, Leleco, Parrell cerca il numero, ma Dalcin copre ancora, quindi rimessa per il Caos Mantova. Leleco pensa al lancio lungo, poi serve Matteus che cerca Dimas, ancora Dimas che cerca con un paio di dribbling di liberarsi, alla fine guadagna una rimessa laterale. Caos Mantova che cerca un'azione per il gol insistentemente. Ora Matteus, palla in mezzo, deviata, poi Perez. Ora attenzione al rilancio per Dalcin che se ne può andare, palla troppo lunga e quindi riparte il Caos Mantova ancora con Leleco, tanto è entrato di guida e scambia con Matteus. La palla è lunga per Leleco che copre con il fisico, ancora Leleco, la palla non è uscita. Ora Dimash, attenzione qua, per l'arbitro è fallo e cartellino giallo sulla la trattenuta di Bordignon su di guida. Quindi sarà calcio di punizione da una zona molto invitante. Siamo molto vicini alla porta difesa da Perez. Sul punto di battuta Leleco Dimash, di guida sul palo, Matteus dall'altro lato. Tutto pronto. Va Leleco per Dimash, ancora Matteus. Si salva ancora il Meta Catania. 12 minuti sul cronometro. Ora Leleco per Di Guida al tiro, ancora Murato.
Andrà Dimas al calcio d'angolo, ancora Di Guida, Dimas, la palla in mezzo per Matteus, ancora! E qui Di Guida non se l'aspettava più, questa palla in effetti che è passata tra le gambe del giocatore del Meta Catania. Ora però Chaos Mantova che acquisisce fiducia, Matteus, Di Guida che sbaglia il controllo, però Matteus rimedia, anche se calcia fuori. Quindi rimessa per il Meta Catania, time out, 11 minuti e 55 sul cronometro, Meta Catania 1, Chaos Mantova 0. Mantova sta facendo un po' fatica a creare azioni da gol perché comunque Meta Catania è una squadra molto fisica, quindi in difesa è difficile, sono molto compatti e fanno fatica ad arrivare al tiro i giocatori virgiliani, anche se con Dimas c'è stata una buona occasione davanti alla porta, un errore non da lui, vedremo se riuscirà a rifarsi in questa partita. Nel frattempo entra Bueno a sostituire proprio il numero 77 brasiliano. Ma il gioco può riprendere. Ricordiamo 3 falli del Meta Catania, 0 per il Chaos Mantova. Ora si riparte con Olivera, Rossetti cerca di liberarsi, Leleco lo chiude bene, Rossetti va al cross però, e poi Camano sbaglia davanti alla porta, ciccando il pallone. Ora Matteus cerca il lancio, Rossetti chiude, Bueno sulla zona di metacampo, all'indietro per Di Guida, Matteus cerca Bueno. Il pressing del Meta Catania costringe il Mantova a giocare troppo velocemente e quindi a sbagliare molti passaggi anche in fase di impostazione. C'è da vedere se riusciranno a mantenere questo ritmo per tutta la partita i giocatori catanesi. Ora Rossetti, Camano, sfida Bueno, ancora Camano, Olivera, se la porta sul destro, ancora Olivera, sfidato da Matteus, il tiro di Olivera e la parata di Ricordi, forse uno dei giocatori più pericolosi del Meta Catania, numero 8. Ogni volta che, attenzione qua il tiro, ancora angolo, tanto Matteus subisce un colpo. Diciamo uno dei giocatori più pericolosi della squadra siciliana, che ogni volta va al tiro, Ricordi, si deve impegnare per evitare il gol. Nel frattempo entra Salas per il Chaos Mantova. Ora Cesaroni la mette in mezzo, la palla ancora fuori. Ora sale anche Olivera, all'indietro per Cesaroni. Olivera, ancora il Catania che ha dovuto indietreggiare molto, però se la cava. Camano, Cesaroni al lancio per Rossetti, che qui sbaglia completamente il passaggio, può far ripartire Bueno, stop molto difficile, qui fase un po' confusa della gara con molti errori. Ora rientra Parrell, Iucca, Salas, Parrell, ancora Salas per Iucca, Parrell che cerca il lancio per Bueno, che stavolta lo controlla bene. Qui Rossetti con il fisico se ne va, ora la mette ancora per Cesaroni, ma Ricordi c'è, si immola, poi cade a terra per il colpo subito. Sembra potersi riprendere.
Ora calcio d'angolo per il Meta Catania. Attenzione, Parrella a terra in area. L'arbitro si continua. Ancora qui azione personale del numero 20 del Catania. Qui Salas rischia molto, ma se ne va. Quindi Iucca cerca Bueno, che fa molta fatica con Rossetti, che fisicamente fa sentire. Iucca, Salas, Bueno, Iucca, ancora lui e cerca Salas. Attenzione, qui Bueno rischia di perdere questo pallone e poi viene fischiato un fallo, probabilmente una trattenuta del numero 11 Mantovano. Tanto Catania che fa una sostituzione. Ora Olivera, Cesaroni, ancora Olivera, ora Rossetti che cerca lo spazio. Rossetti, il tiro, palla fuori di molto. Mantova che può ripartire con Iucca, attaccato da Rubio. Salas, ancora lo scambio tra i due. Iucca che deve lanciare via, cerca di velocizzare la manovra ma sbaglia. Quindi Rossetti, Olivera, ancora Olivera che rischia un po' e non ottiene la rimessa. Ora Iucca, Cabeza, Parrell, ancora Cabeza. Ora Salas che cerca di guadagnare un po' di spazio, salta Olivera, se ne va Salas, qui sgambettato da Rossetti. I giocatori del Mantova chiedono un cartellino. Quindi calcio di punizione per il Caos Mantova. Numero 13 Parrell, la battuta quando mancano 9 minuti al termine. Parrell lascia a Cabeza il tiro, ma Olivera copre. Ora Salas che rischia con Iucca. Qui Parrell chiede la distanza. Infatti erano molto vicini. Ora Salas al tiro, ancora murato da Messina, però Salas tiene il pallone, serve Iucca. Parrell che affronta Rubio, bravo a coprire e poi butta fuori. Mantova ancora in attacco. Ora Iucca, Salas affrontato da Rossetti. Parrell sbaglia, alla fine la palla torna a Ricordi. Mantova che cerca di costruire, qui ancora Rossetti al fallo e questa volta per l'arbitro giallo. Qui Salas deve stare attento. Forse ha reagito un po' troppo aggressivamente. Ora gliene va a dire 4 ancora. Qui l'arbitro va a discutere ancora con Salas, che sembra molto contrariato. Il gioco può riprendere con Parrell. Salas che sbaglia il passaggio, attenzione Musumeci ancora, Rubio che si gira, la palla è per Olivera,
e alla fine è uscita. Mantova che se la cava, ma che rischio. Ora Jukka, ancora Salas, Jukka, Parrell, cerca ancora Jukka e si addentra nell'area del Meta Catania. Cabessa che cerca lo spazio, alla fine ne è uscito un cross e Cabessa copre ancora. Palla per il Meta Catania. Olivera, Perez, Rubio, Olivera, ancora Meta Catania, palla è per Rubio in mezzo che se la controlla bene, poi cercano lo spazio ancora, Messina, Olivera, ancora lui, Messina. Girano bene il pallone giocatori siciliani. Ora Olivera, Messina, attenzione qua la palla rischiosa, stava per diventare buona per Salas. Mantova che cerca di pressare durante la manovra del Catania. Qui ancora Rubio con un rischio, attraversa tutta l'area, poi alla fine la palla è uscita e quindi ancora rimessa per il Caos Mantova. Ora andrà Parrell in mezzo, palla è stata deviata, anzi no, sì, rimessa per il Mantova, ok. Ora Salas, Cabessa che lascia per Salas al tiro, la palla è ancora lì. Il secondo tentativo era molto difficile. Gioco interrotto spesso per queste continue pallonate da una parte e dall'altra, ma anche qui sembra che Perez si stia riprendendo. Mantova che deve sfruttare al massimo le poche occasioni che ha. Una partita molto difficile, il Catania è molto compatto, riesce a difendere molto bene, anche se qualche volta si lascia andare a qualche errore difensivo. Ora Musumeci che cerca Cesaroni, Rubio col controllo perfetto, ancora Rubio e Ricordi che fa un'ottima uscita e salva ancora il Caos Mantova. Ancora Olivera, Musumeci che rischia, bravo Dimash. Ora la palla è per Cabessa che cerca lo spazio, Parrell che si allarga, ancora Leleco, Dimash, Parrell, la alza per Cabessa che cerca di coprire col fisico su Olivera, ancora Cabessa, ma Olivera ancora una volta chiude. Ora Parrell, Dimash che lascia lì per Parrell, ancora Cabessa, la palla è per Dimash, era una bella azione ma ha capito tutto Cesaroni che chiude il rimessa laterale. Ora il Mantova che si sta affacciando spesso l'area di rigore del Catania. Ora Leleco, Dimash che subito per Cabessa che la gira, Parrell, Rubio ancora e poi spazza ma palla era uscita, quindi ancora rimessa per il Mantova. Leleco che non si intende con Cabessa e ora può ripartire il Meta Catania, ma Cabessa qui si mette davanti, quindi l'arbitro lo ammonisce.
Una munizione diciamo spesa abbastanza bene, dato che comunque il Caos Mantova non era posizionato benissimo in difesa, quindi fallo tattico. Ora Cesaroni, Olivera, Camano, ancora lo scambio con Cesaroni che non va a buon fine. Ora riparte il Mantova con l'Eleco subito, Parrell, Cabeza che cerca di saltare Olivera, l'Eleco, Dimas, ancora Cabeza, sembra che stia acquisendo fiducia. Ora l'Eleco però fermato da Camano, si libera bene, non vede l'inserimento di Cesaroni, completamente libero fortunatamente per il Mantova. E ora il lancio di Perez è lungo, quindi il Mantova può respirare. Cabeza, l'Eleco che cerca subito Dimas, lo scambio, la palla è per Cabeza che se ne può andare. Cabeza al tiro, la palla è ancora lì, Cabeza cerca lo spazio, Olivera lo chiude, la palla è larga per l'Eleco, ancora Parrell, Cabeza che cerca ancora lo spazio su Olivera che lo marca strettissimo, l'Eleco, Parrell, ancora la palla è per Cabeza che cerca di liberarsi, riesce a mettere in mezzo, palla troppo indietro però, adesso può ripartire il Catania con Camano, Cesaroni che aspetta Olivera che può liberare il tiro, palla troppo alta. Nel frattempo entra Micheletto al posto di Cabeza. Quattro minuti alla fine di questo primo tempo. Meta Catania 1, Caos Mantova 0. Ora Parrell, Micheletto che cerca una palla difficile, una buona idea, la palla va ancora fuori. Andrà Cesaroni alla battuta della rimessa, Cesaroni, ancora lui, la palla è lunga per Rossetti che copre bene sull'Eleco, cerca lo spazio e serve ancora Cesaroni che allarga per il Dalcin. Ora Musumeci che cerca Rossetti ancora, all'indietro, può liberare il tiro Musumeci, ora lo fa e segna un gran gol, gol del 2-0. Qui forse gli ha lasciato troppo spazio i giocatori del Caos Mantova. Musumeci ne ha approfittato con questo rasoterra diagonale. Ricordi non può fare nulla. Ora viene chiamato un time out. Adesso per il Mantova è ancora più in salita dopo questo 2-0. Ricordiamo che per il Meta Catania siamo al quinto fallo, per il Caos Mantova ancora il primo, quando mancano 3 minuti e 42 secondi al termine di questo primo tempo. Meta Catania molto bravo a sfruttare le occasioni, forse è questo che fa la differenza. Mantova ha avuto poche occasioni ma una abbastanza nitida con Dimas che proverà in tutti i modi a riscattarsi. Da dire che il pressing asfissiante dei giocatori siciliani sta costringendo il Mantova a giocare veloce e non sempre bene. Questo aiuta molto in Catania nelle ripartenze. Ora però riparte il Mantova, l'Eleco, Micheletto, Parrell, attaccato subito da Dalcin, l'Eleco
Parrell che sbaglia, attenzione, la palla è ancora lì e Ricordi stavolta fa un mezzo miracolo, ancora su Musumeci che riceve ancora il pallone. Palla per Rossetti, attenzione, qui perde palla Parrell, Dimash si allarga, la palla è per Leleco, ora Dimash cerca lo spazio, Dimash e lascia a terra 2, la palla è lì, passa tra le gambe di Parrell che non riesce a chiudere, ora 3 contro 1, riparte dal Cin e sbaglia. Ora è una partita pazzesca da una parte e dall'altra, Dimash ancora su Rossetti, Dimash, alla fine si allarga troppo, però cerca ancora lo spazio Dimash, calcio d'angolo per il Mantova. Ora la partita sembra che si stia aprendo. Squadre si sono allungate. Ora Dimash alla battuta per Leleco al tiro. Palla completamente fuori. Ora Perez dal Cin. Musumeci che cerca Rossetti. Olivera che allarga per Musumeci. Dal Cin. Olivera. Qui cerca il tocco di fino. Numero 22 siciliano. Ma non gli riesce. Particolarmente ispirato stasera Musumeci. Nel frattempo Mateus appena entrato, cerca Salas, affrontato da Dalcin. Salas se ne va bene, Salas la mette in mezzo, Dimash cerca il passaggio per Jucca che cerca ancora il tiro ma non ce la fa, quindi riparte Dalcin ma chiude benissimo Mateus. Ora Musumeci, Olivera, ancora Olivera, Messina. Dalcin qua rischia molto, la palla non esce e alla fine deve spazzare tra le braccia di Ricordi. Riparte il Mantova con Dimash, cerca Mateus, 1 minuto e 50 al termine. Mantova dovrebbe almeno cercare di riaprirla questa gara. Ora Dimash cerca Mateus, ancora Mateus che allarga per Jucca al tiro. Perez c'è. Quindi ancora calcio d'angolo per il Caos Mantova. Andrà Mateus sul punto di battuta, Jucca va in mezzo, Salas al tiro. Palla alta di poco sopra la traversa. Qui Perez al rilancio per Musumeci, Jucca chiude bene. Rimessa per il Meta Catania. Ora Perez che spazza via. Mantova che adesso pressa altissimo, anche se concede qualche cosa dietro. Salas cerca lo spazio, ancora per Mateus che lascia lì per Salas. Ancora lo scambio tra loro due, ora Jucca, Salas in mezzo a combattere con Camano, ancora Salas, buona l'azione ma erano troppi da saltare. Qui Salas ancora ripreso dall'arbitro. Ora Jucca, qui Mateus rischia, alla fine serve Dimash che cerca di passare in mezzo a due e alla fine guadagna una rimessa. Mateus al tiro è ancora ribattuto.
Ora Yuka batte subito veloce e Perez si salva ancora, poi sbaglia questa rimessa. Quindi il Mantova ha ancora 36 secondi per attaccare e cercare il gol che dimezzerebbe lo svantaggio. Dimash, Mateus, Salas che continua intanto a parlare con l'arbitro che lo sta tenendo d'occhio. Ora Olivera lascia lì Rossetti, ora il tiro, ricordi. Attenzione, Mateus sembra si sia fatto davvero male, rimane a terra. Sembra infortunio grave, speriamo di no. Vedremo se ghiaccio spray farà effetto o se sarà costretto a uscire. Numero 16 brasiliano. Quando mancano 17 secondi al termine di questo primo tempo. Mateus esce accompagnato dallo staff medico. Non sembra che possa continuare. Speriamo non sia nulla di grave. Tanto il Mantova restituisce palla al Meta Catania. Ora Messina subito al lancio lungo. Yuka. Dimash ha cercato un'acrobazia impossibile. E alla fine ancora Catania. Caamano che rischia. Salas aveva intercettato, ma finisce qui il primo tempo. Tutto pronto. Si riparte. Vedremo se il Mantova riuscirà a sfruttare al meglio le occasioni che creerà. Vediamo se riuscirà a farlo meglio che nel primo tempo. Ora rimessa per il Catania. Rossetti che arpiona bene il pallone, ma deve lasciarlo a Salas. Tunnel su Musumeci. Poi qua chiede una trattenuta. Ora può ripartire il Mantova ancora con Dimash al tiro. Perez. Mantova sembra che abbia voglia di giocare meglio e più in fretta. Ora Parrell. Dimash. Yuka. Salas. Dimash. Parrell che si gira bene, ma Olivera, che per adesso è stato perfetto, chiude sul brasiliano. Andrà la battuta Salas. Yuka che finta il tiro, la palla rimane lì e alla fine Perez che lascia lì Olivera che rischia ancora. Dalcin che cerca la rimessa e alla fine la trova. Ora Perez. Olivera che rischia, Dalcin lascia lì, recupera Yuka. Ora Salas. Yuka. Dimash. Lascia per Salas che cerca di ripartire. Yuka. Parrell qui sgambettato e giallo per Dalcin, che era d'accordo sul fallo ma non sul cartellino. Qui ancora come nel primo tempo Salas che discute con il direttore di gara.
Parrell sul punto di battuta, quindi primo fallo per il Meta Catania. Solo Rossetti in barriera, a Parrell. Sembrava più un tentativo di alleggerimento. Ora Dimash al tiro, la palla rimane lì da Salas. Jukka, Salas, Jukka, Dimash, Jukka ancora, Salas che porta avanti il pallone ancora e alla fine guadagna il calcio d'angolo. La palla in mezzo, ancora deviata. Qui forse con una mano Rossetti, per l'arbitro non c'è nulla. Ora Jukka, Parrell che incespica sul pallone e concede la rimessa al Meta Catania. Olivera al rilancio per Rossetti che fisicamente si fa sentire, lascia per Olivera, deviata e alla fine calcio d'angolo. Batte subito il Meta Catania con Dalcin che si libera per il tiro, però ora può ripartire il Mantova con Parrell. Palla fuori. Riparte ancora il Meta Catania, Olivera che sbaglia, quindi fa ripartire ancora il Caos Mantova. Salas, Parrell per Dimash ancora, si libera, no, quindi riparte Rossetti, 3 contro 2. Salas si mette col corpo, per l'arbitro non è fallo e si può ripartire con Parrell che butta fuori il pallone. Rossetti ha subito una botta da Salas, però per l'arbitro non è fallo. Salas che intanto viene sostituito da Di Guida. Meta Catania che lascia il pallone al Caos Mantova. Ora Parrell, Di Guida, Parrell, Jukka, Dimash ancora Dimash che lascia per Di Guida. Jukka che sbaglia, può ripartire con Rossetti il Catania, ancora Cesaroni, ricordi, e adesso sono 2 contro 1. Parrell che lascia per Dimash, la palla è ancora lì e Olivera la spazza. Ora calcio d'angolo, la palla è lì, Jukka, palla fuori. Azioni molto veloci quelle del Caos Mantova, che hanno capito che per evitare il pressing della squadra siciliana devono velocizzare ancora di più l'azione, anche se rischiano un po' più in difesa. Ora Olivera, lancio lungo, ricordi, Parrell, ancora Mantova che attacca, ora di Cabeza, non riesce a controllare, quindi può riprendere fiato il Meta Catania. Olivera, Cesaroni che cerca Rossetti, 1 contro 1 con Parrell, ricordi, ancora lui. Ora Olivera, Rossetti che sbaglia il controllo, Cabeza copre bene, Cabeza cerca lo spazio, Cabeza. Ora Meta Catania sembra un po' in affanno, dopo un primo tempo giocato molto bene all'insegna del pressing e delle ripartenze. Adesso sembra un po' subire l'attacco del Mantova. Intanto Parrell, ottimo disimpegno. Di Guida, Parrell che finta il tiro, Parrell ancora cerca Di Guida che scarica per Cabeza che può provare il tiro.
palla fuori, ma le occasioni adesso iniziano a diventare tante, infatti viene chiamato un time out dal Meta Catania quando ci sono ancora 15 minuti sul cronometro. Mantova che adesso sembra aver tirato fuori la grinta che è mancata un po' nel primo tempo. Arrivano molto di più in zona gol. Tanto vediamo Matteus ancora zoppicante, speriamo non sia nulla di grave. Andiamo a entrare negli spogliatoi. Qui non penso abbia ancora molte cose da dire il coach Milella dopo che Mantova è entrato con un piglio completamente diverso. Ancora colloquio con So invece, allenatore del Meta Catania. Ripartirà da Perez, Rubio, Olivera, Cesaroni. Ancora lui, cerca Musumeci, palla morbida per Olivera. Una delle poche volte che si addentra nella zona offensiva. Ora la palla è per Cesaroni che mette a sedere Ricordi ma spara alto. Il Mantova ha rischiato molto. Ogni volta che c'è un'incursione del numero 8 siciliano Mantova fa molta fatica. Ora Di Guida si libera bene ma contrastato da Musumeci, perde il pallone. Ancora la palla per Olivera e poi Cesaroni non arriva all'appuntamento col gol. Time out sembra che abbia funzionato per il Meta Catania. Ora Leleco, Parrell che aspetta Leleco, alla fine cerca Cabeza ma Rubio fisicamente però rischia ma riesce a ottenere il pallone. Perez, Cesaroni che cerca ancora Musumeci, qui Parrell combatte, alla fine la rimessa è ancora per il Catania. Musumeci, Olivera, Rubio, Olivera. Ora la palla è troppo lunga per Rubio, quindi rimessa a Caos Mantova. Leleco, Di Guida, Parrell, ancora Leleco che cerca la palla lunga per Di Guida. Ora il Mantova deve continuare a fare come ha fatto nei primi minuti, manovre molto veloci. Il pressing del Meta Catania è davvero asfissiante. Olivera, qui rischia e alla fine la rimessa per il Mantova. La palla è per Di Guida, sbaglia la conclusione. Entra ora Dimash. Partita molto fisica, molto veloce. Musumeci, Cesaroni rischia sull'attacco di Dimash, perde la palla, Parrell, Perez e poi la palla è fuori e quindi calcio d'angolo per il Mantova. Qui Parrell ha tirato troppo centrale, che se è buono recupero di Dimash. Ora Leleco, Leleco ed è ancora angolo. Dimash ancora per Leleco ed ancora calcio d'angolo. Ora si mette Parrell all'indietro, la palla è per lui, pensa al tiro, poi se la sposta, poi Cabeza con il tacco. Olivera riesce a bloccare in qualche modo, quindi Cesaroni, Rubio, sbaglia ancora il Meta Catania però. Dimash, la palla bellissima per Cabeza che non riesce a approfittare.
Ed ora rimessa per il Mantova. Ora Leleco. Parrell che lascia per Dimash. Cabeza. Lascia lì per Parrell, per Leleco, anzi poi Dimash. Dimash. Qui il Mantova è messo malissimo, attenzione. Riesce a tornare. Poi Rossetti che sbaglia il controllo, quindi Leleco arriva e scarica per Ricordi. Dimash, Parrell. Cabeza. Cabeza che combatte ancora con Olivera. È davvero insuperabile oggi. Ancora Leleco. Parrell. Cabeza. Scarica per Leleco. Dimash. Ancora Dimash. Cerca qui la palla per Cabeza, ma attenzione, ora Parrell, ancora per Cabeza che sbaglia il controllo ma riesce a tenere il pallone, combatte con due e alla fine guadagna la rimessa. La palla è per Parrell che finta il tiro, poi la palla gli rimane indietro ancora però Parrell, la palla è per Dimash e alla fine il Catania si salva e può ripartire con Rubio. Rubio da solo contro Ricordi, Ricordi c'è. E poi cerca ancora Dimash, anticipato, ma la palla ancora per lui. Cabeza, Cabeza, Cabeza. Qui c'è fallo, è giallo. Qui vediamo cosa decide l'arbitro, se è calcio di rigore o punizione. Davvero al limite. Sembra fuori. Quindi calcio di punizione per il Mantova. Andrà Leleco sul punto di battuta. Fuori ci sono Parrell e Cabeza. Dentro l'area invece Dimash. Qui un giocatore, qui Dalcin si era avvicinato troppo, vuole allontanarsi per non prendere il giallo ma l'arbitro lo ammonisce e quindi va dritto negli spogliatoi perché era il secondo. Qui l'arbitro ha deciso di ammonire Dalcin che dopo i ripetuti richiami si era comunque avvicinato nella battuta della punizione. Ha intercettato il passaggio di Leleco ma secondo l'arbitro era troppo vicino e quindi questo fa scattare il secondo giallo. Ed ora metta Catania in 3, in 4. Adesso può sfruttare al meglio la punizione del Caos Mantova. Qui l'arbitro chiama, cerca la distanza. Ancora gli stessi interpreti di prima. Leleco, Parrell e Cabeza fuori. Ora la palla è per Cabeza, la palla un po' lunga, ma poi Dimash e sbaglia questo gol. Oggi Dimash non brillantissimo, probabilmente ne è consapevole. Ora Ricordi che interviene dentro l'area. Ora Cabeza che lascia lì per Parrell. Parrell non tira, cerca ancora Cabeza che si addentra nell'area. Cabeza
Ancora Perez, ora Dimas, Parrell al tiro, ma Olivera c'è ancora, e quindi calcio d'angolo per il Caos Mantova. Sale l'incitamento, Dimas, Cabeza in mezzo, Parrell, il 2-1 del Mantova, che rientra in partita a 11 minuti e 49 dal termine, con il gol di Parrell. E adesso è tutta un'altra partita. Meta Catania che ritorna in 5 intanto dopo il gol e riparte. Vedremo adesso come si comporterà la squadra virgiliana, se il Meta Catania riuscirà a difendere. Ora Dimas, ancora Perez, ma adesso è un'altra squadra, è un'altra partita soprattutto. Parrell sul punto di battuta, Jukka, Dimas che forse sbaglia, ma sarà comunque rimessa per il Mantova. Jukka, Dimas, Cabeza che chiede a Parrell di avvicinarsi. Qui tocco con la mano da parte di Musumeci. Il Mantova che batte velocemente, ma per fortuna loro l'arbitro aveva fermato il gioco e quindi non è potuto ripartire subito, può ripartire solo dopo il fischio. Parrell, ancora lui, e cerca Dimas, cerca lo spazio per il tiro. Dimas, niente da fare. Ora Camano contro Jukka, bravissimo a tenere qua contro il numero 20. Ora Parrell che cerca di ubriacare Camano e non ci casca e concede la rimessa. Ora Dimas, Jukka, Parrell, Jukka, ancora Parrell, ora Cabeza, Dimas che qui inciampa un po' sul pallone, alla fine combatte e la palla torna a Olivera, ricordi, ma la palla è ancora lì e alla fine spedisce fuori. Bravissimo giocatore davvero Olivera, riesce a fare molto bene la fase difensiva, ma anche dotato di un ottimo tiro. Valore aggiunto sicuramente di questa squadra. Ora Dimas ancora, la palla è per Cabeza che alla fine la prende, tunnel, qui di forza Olivera, butta giù Cabeza, Rossetti, Salas capisce tutto, Salas, Jukka che finta su Camano e poi lancia Musumeci, ma ancora Jukka che combatte, alla fine la palla arriva a Rossetti che si gira, palla fuori di poco. Ora Salas che lascia lì per Parrell, che poi scavetto per Salas, la palla è uscita e quindi rimessa per il Meta Catania. Qui Parrell viene lasciato ultimo uomo, nel frattempo entra Bueno per il Caos Mantova, andrà Musumeci intanto sul punto di battuta della rimessa. Rubio, ora Musumeci che sbaglia il passaggio e quindi ancora Caos Mantova.
Salas, Jucca, Salas. Qui la palla era un po' corta, ma Salas combatte e riesce a tenerla, e poi si prende anche questo fallo. Buonissimo il lavoro qui del numero 15, riesce a rialzarsi. Nel frattempo rientra ancora Dimash, squadra offensiva al massimo per cercare questo pareggio. Parrell e Dimash sul punto di battuta, 2 uomini in barriera. Va Parrell che lascia lì per Dimash che se la porta avanti, poi palla insidiosissima che passa tra le gambe qualche giocatore del Catania, e alla fine è rimessa ancora per il Caos Mantova. Qui è fallo, contro rimessa quindi, e palla al Meta Catania. Perez, che molto spesso si è posizionato in quell'area, poter giocare meglio l'azione. Ora Camano, Rubio, Messina, sbaglia alla fine, costretto a sbagliare da Jucca, e quindi Salas. Bueno, ancora lo scambio con Salas che pensa e scarica per Jucca. Parrell alla fine sbaglia il passaggio per Bueno. Comunque un buon Parrell questa partita, uno dei migliori. Oltre al gol fornito un'ottima prestazione, proprio lui che cerca di far ripartire la manovra. Jucca, Bueno cerca la palla, un po' telefonata, e alla fine, attenzione, calcio d'angolo per il Mantova, e alla fine Perez fa un miracolo vero e proprio su Parrell, ma la palla è ancora lì. Jucca che l'appoggia, niente da fare. Può ripartire il Meta Catania con Rubio che non vede in mezzo il giocatore, non vede Camano, e alla fine spreca completamente questa azione. Ora Bueno, Jucca, Bueno ancora, Salas, la palla è per Parrell che cerca la corsa, qui trattenuto un po' Bueno. Salas combatte, però attenzione, la palla è lì per Bueno, ancora Perez, autore di più miracoli stasera. Ora Parrell, palla rischiosissima per Jucca che tenta il tiro, là fuori di poco, palla deviata, quindi calcio d'angolo per il Mantova. Meta Catania, appena Olivera non è in campo soffre, infatti rientra subito. Quarto fallo intanto ricordiamo che siamo 4 falli per il Meta Catania, 0 per il Caos Mantova, punteggio di 2-1 per gli ospiti quando mancano 7 minuti e 51 secondi al termine. Sicuramente un Mantova diverso in questo secondo tempo, che ha voglia di portare un altro risultato utile a casa. Jucca all'indietro per Parrell, cerca il tiro al volo, molto difficile. Ora la palla è lunga per Cesaroni che controlla bene ma lascia lì, quindi Jucca può ripartire. Olivera combatte con Salas, alla fine Parrell, Bueno, Jucca, Parrell, Salas, Parrell, Salas, Bueno, Salas ancora, lascia lì, e alla fine è rimessa per il Caos Mantova.
Yucca, Bueno, ancora Bueno, cerca di saltare Rubio, poi tiro cross, alla fine Rubio spara fuori, palla che tocca il soffitto e quindi rimessa. Tra Yucca sul punto di battuta, la lascia lì a Salas che cerca la conclusione, la palla va ancora fuori. Perez al rinvio, Oliveira, Rossetti, si gira, cerca ancora Oliveira che se ne va in mezzo a tre, poi sbaglia il passaggio. Ora Parrell che alla fine scarica indietro, Dimash, Salas, cerca Yucca nello spazio, palla troppo all'indietro, Mantova costretto a ricominciare. Dimash, Parrell mandato via da Musumeci, alla fine Dimash con troppa foga mette fallo su Musumeci, quindi primo fallo del Caos Mantova. Ora Messina, Rossetti che guadagna un po' di campo, Musumeci che allarga, ancora la palla per Cesaroni, Musumeci, Cesaroni che cerca Rossetti che allarga bene per Cesaroni che può andare al passaggio, alla fine non ce la fa ma recuperano il pallone, la palla è ancora lì e qui c'è il fallo di Salas che si è attaccato con Rossetti e probabilmente commesso fallo quando ormai il pallone era lontano dall'azione. Corre lo staff medico per il numero 4 che sta giocando una buona partita. Sembra che abbia subito un colpo al volto. Sembra che ce la possa fare, però si rialza. Ora punizione per il Meta Catania. Il punto di battuta Musumeci e Cesaroni. Ora si avvicina Oliveira che lascia lì per Musumeci, ma ancora ricordi. Buona prestazione da parte di entrambi i portieri oggi. Qui lancio lungo tra le mani di Ricordi e quindi può ripartire il Mantova con Leleco contro Musumeci. Leleco cerca spazio ancora, alla fine cerca Dimash che prova passaggio per Cabessa. Ora può ripartire però il Meta Catania con Oliveira contro tutta la difesa. Oliveira scivola e quindi riparte ancora Caos Mantova. Dimash costretto ad andare all'indietro per Leleco, ancora Dimash, Cabessa contro Musumeci, calcio d'angolo per il Caos Mantova. Ora la palla in mezzo per Dimash che non ci ha messo il piede, forse è battuto troppo in fretta da Cabessa. Quindi rimessa laterale per i siciliani. Palla lunga per Rossetti che si gira,
Cesaroni, ancora per Olivera, Cesaroni, palla è per Rossetti, Rossetti contro Leleco, qui la palla è uscita e poi Rossetti forse eccede nel tuffo, fa arrabbiare molto Leleco, proprio lui adesso in possesso di palla, morbido per Cabeza contro Olivera, Cabeza cerca lo spazio ma ancora una volta fermato da Oliveira che serve all'indietro Perez, qui palla troppo complicata e quindi andrà Leleco alla rimessa. Dimas, Parrell, palle per Cabeza che combatte ancora di tacco, si sta inventando un gol pazzesco, palla che è uscita di poco, se entrava questo. Ora però a Perez al rinvio, cerca lungo Rossetti che riesce a prendere il pallone. Ora Cesaroni, largo per Musumeci. Ora Oliveira, Oliveira che qui rischia e alla fine spara lontano, ma c'è Parrell, Parrell, un intervento perfetto di Musumeci che salva la squadra, se ne sarebbe messa molto male fosse arrivata Dimas che ora è in possesso di palla. Leleco, Parrell, qui anticipato Cabeza, e quindi rimessa per il Caos Mantova. Leleco, Cabeza, si gira bene Cabeza, ma niente da fare, ancora Musumeci che adesso bastisce la manovra d'attacco, fermato da Leleco. Attenzione ancora Cabeza, Parrell la mette in mezzo, rimessa per il Caos Mantova. Ora Dimas, Leleco cerca il dribbling, si allarga ancora Leleco fermato però da Musumeci che sta facendo benissimo l'azione difensiva. Ora però Cesaroni traversa e quindi qui controfallo per Dimas che ha battuto troppo avanti. 3 minuti e 30 al termine. Ora andrà Messina, Olivera, Cesaroni, ancora che affronta Parrell, all'indietro per Olivera, la palla è per Rossetti, Cesaroni, ancora per Cesaroni, dopo lo scambio con Olivera. Che va alla rimessa laterale. E ha aspettato troppo e quindi controfallo, time out. Sicuramente per adesso un Mantova diverso rispetto al primo tempo, più propositivo e che riesce a trovare di più la via del gol, anche se per adesso ha marcato solo una volta. Mentre Catania che è un po' in calo, anche se rispetto al primo tempo, anche se ha avuto varie occasioni, per ultima la traversa di Cesaroni che è andato molto vicino al gol del 3-1. Squadre che rientrano.
La rimessa sarà battuta da Parrell. E lascia per Cabeza che non riesce a controllare. Quindi ancora Meta Catania. Qui rischia. Messina preferisce la rimessa. Oliveira. Messina. Palla per Rossetti. Attaccato da Iucca. Riesce a tenere in campo la palla. Quindi ancora Messina che cerca Cesaroni lungo. E la palla finisce tra le mani di Ricordi. Ora Iucca che cerca Dimas in velocità, che se ne va bene su Cesaroni. La palla in mezzo per Parrell. Parrell, ma salva ancora tutto Perez con il braccio di richiamo. Ora Dimas, ma c'è fallo per l'arbitro e ammonizione per Iucca. Sale a 3 quindi numero di falli della squadra di casa. Parrell che sta già indossando la casacca da portiere volante. Ora Messina, Oliveira, Cesaroni, ancora per Rossetti. Rossetti che non sa cosa fare, quindi cerca il dribbling. Alla fine ottiene la rimessa. Oliveira, Messina, Rossetti che combatte ancora con Iucca. Cesaroni, Oliveira che alla fine deve spazzare, diventa quasi un tiro. La Ricordi controlla. Ora Dimas. La palla è lunga ma ancora Oliveira che può far ripartire il contropiede, ma alla fine perde il pallone. E ora entra Parrell. Quindi il Mantova offensivo, ultra offensivo. Nel frattempo c'è Oliveira che ha i crampi, speso davvero tanto, il numero 8 del Meta Catania. È stato quasi insuperabile in fase difensiva. Si è visto che quando la squadra era senza di lui hanno sofferto. Qui Iucca che intanto chiede ancora spiegazione all'arbitro per il giallo precedente. Mentre esce Oliveira e prende la casacca e lascia il posto a Musumeci. Si riparte, Iucca, Parrell, Iucca, Leleco, ancora Dimas, la palla in mezzo per Iucca, Iucca! No, Leleco, invece è Leleco che riesce a trovare il gol del 2-2. Un'azione velocissima in area e carica la squadra e i tifosi per un 2-2, un gol importantissimo che riporta il pareggio tra Caos Mantova e Meta Catania. E adesso vedremo se Mantova riuscirà a sfruttare quest'onda di entusiasmo. Ora Leleco, all'indietro Ricordi che preferisce spazzare.
Nel frattempo l'autore del gol, Leleco, lascia il posto a Salas. Attenzione, qui sbagliano, mette Catania, la palla è per Parrell, ancora Parrell e Perez, doppio miracolo. Jucca però, niente da fare, calcio d'angolo. Qui Parrell nella prima occasione si è mangiato un gol molto grande, poi bisogna dare atto alla seconda occasione dove c'è stata la parata di Perez, che sta facendo veramente un'ottima partita, come anche ricordi. Ma ora è calcio d'angolo per il Caos Mantova, 1 minuto e 6 al termine. Adesso può succedere davvero di tutto. Andrà Dimash, la palla è per Salas, ma l'arbitro aveva fischiato prima, quindi si ribatterà. Andrà Dimash ancora, Parrell lascia lì Dimash, attenzione però, può ripartire adesso il Meta Catania con Rossetti che tenta il dribbling, ma non salta Parrell. Ora Oliveira, all'indietro Musumeci, Oliveira, ancora Musumeci, cerca Cesaroni, attenzione, rischia qui moltissimo, Salas trattenuto, riesce a servire Parrell, Parrell, palo! Che sfortuna qui per il Caos Mantova, dopo una grandissima giocata di Salas che è riuscito a arpionare il pallone e dopo un gran passaggio da parte di Jucca davanti alla porta per Parrell, il brasiliano ha trovato il palo. Adesso il pareggio sembra quasi star stretto al Caos Mantova, che veramente ha cambiato registro in questo secondo tempo. Meta Catania che forse sono un po' stanchi dopo aver corso tantissimo nel primo tempo. Diciamo che peccano un po' forse di lucidità. Infatti il gol del 2-2 è stato una disattenzione difensiva. Qui ancora rischiano molto quando mancano 30 secondi al termine. Salas, Jucca, Parrell che lascia per Dimash, Parrell, Dimash, 23 secondi al termine, potrebbero tentare un'ultima azione qui del Mantova. Palla è alta, Parrell non ci arriva, quindi Cesaroni, Musumeci, ancora cerca di saltare Salas, la palla è per Cesaroni ma è fuori, quindi 12 secondi al termine. Jucca lancia lungo per Cabeza che aggancia incredibilmente. Cosa ha fatto Cabeza? Ha fatto un aggancio incredibile. Poi era veramente molto difficile segnare. 3 secondi al termine. Attenzione qui a Dimash. Scusate, era Dimash, non Cabeza. Qui calcio d'angolo. Il cronometro segna 0 e infatti la partita finisce qua. Alla fine Mantova sembrava che potesse anche trovare il gol del vantaggio, veramente cambio di registro incredibile dal primo al secondo tempo. Meta Catania che ha fatto un primo tempo perfetto, sì, per poi peccare di lucidità nel secondo. Il pareggio per quello che si è visto è giusto e quindi dal Neolù di Lunetta per stasera è tutto. Super spot.